Siamo qui con Matteo Fabbrini di Maiki, realtà all'avanguardia nel settore promozionale con sede a Carbonera. Come è iniziata la vostra storia e qual è l'intuizione che vi ha fatto emergere e consolidare nel mercato? Maiki nasce nel 2008, in realtà un pochino per caso, era un progetto diciamo collaterale che io e il mio socio Francesco abbiamo intrapreso al di fuori delle nostre attività lavorative che avevamo all'epoca. Solo che questo progetto poi ha funzionato talmente bene che nel giro di qualche mese ci è esploso tra le mani ed è diventato un lavoro vero e proprio che abbiamo trasformato poi in un'azienda facendo entrare i primi collaboratori. Ricerca e innovazione per creare prodotti unici, ritagliati su misura per i clienti, è questo ciò che vi contraddistingue? Sì, esattamente, sin da subito ci siamo specializzati nella tecnologia personalizzata. All'inizio erano chiavette USB personalizzate con i loghi delle aziende dei nostri clienti, poi nel corso degli anni ci siamo evoluti e abbiamo aggiunto tanti altri prodotti al catalogo, prima inizialmente appunto di tecnologia e poi è diventata anche merchandising di qualsiasi altro genere. Trasferimento nella nuova sede e rapporti con le altre aziende di famiglia, ci puoi raccontare com'è andata? All'interno di questo edificio da giugno dell'anno scorso si trovano le varie aziende del nostro gruppo, aziende diverse, attività diverse che però hanno in comune un filo conduttore che è quella dell'attenzione alle persone, al benessere e ovviamente la voglia di far crescere il nostro business ogni giorno. L'opportunità di stare tutti sotto un tetto finalmente dopo tanti anni in cui eravamo in sedi separate sta facendo nascere nuovi progetti e nuove idee. Ciò che vi caratterizza è anche lo status di società benefit e le politiche di welfare aziendale. Sì, a novembre del 2024 Maiki è diventata società benefit, uno step diciamo ufficiale che corona un'attività che portiamo avanti da tanti anni in realtà, l'attenzione appunto alle persone, all'ambiente, a una governance trasparente dell'azienda ci hanno sempre contraddistinto e quindi per noi appunto diventare ufficialmente società benefit è stato mettere un puntino di chiusura a un percorso che avevamo già intrapreso. Puoi darci qualche numero sull'azienda? Sì, in Maiki oggi lavorano circa 20 persone, il fatturato del 2024 supera i 5 milioni di euro e ci aspettiamo un'ulteriore crescita nel 2025 sia a livello di persone che soprattutto a livello di numeri, visto che le novità che stiamo portando sul mercato sono sempre più apprezzate e sicuramente riusciranno a farci crescere ancora.